Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buonasera dal Palamellano di Sesto. Sta per iniziare gara 3, la bella della finale del campionato di Serie C Silver tra Sustentu Sestu ed Esperia Cagliari, una sfida che vado a presentare in compagnia del presidente Giovanni Zucca dell'Esperia Cagliari e del general manager Marco Secci del Sustentu Sestu. Iniziamo dagli ospiti. Presidente, avete strappato questa bella con una prestazione forse non spettacolare in gara 2, però con il cuore e soprattutto con le triple di Salone e Orru. Adesso una serie equilibratissima, ve la volete giocare fino alla fine? Assolutamente sì, sì, abbiamo strappato gara 2, i primi 3 tempi sono stati, direi, orribili, più che non spettacolari. Poi c'è stata una bellissima reazione della squadra e mi ha fatto piacere perché comunque gara 3 forse è meritata alla luce anche dell'andamento di gara 1. Marco, Sustentu arriva da una sconfitta, però mi pare che la squadra abbia assorbito bene il KO giovedì. Erano già tutti in palestra per allenarsi, anche chi magari avrebbe fatto meglio a riposare. Diciamo che sono state 2 partite praticamente identiche. Noi abbiamo strappato gara 1 dopo 2 supplementari, pur essendo sotto tutta la partita, e loro hanno fatto altrettanto in gara 2. Sì, diciamo che la stanchezza si è fatta sentire, però i ragazzi sono stati comunque bravi nonostante la sconfitta. Adesso vediamo come va oggi. Penso che sia già una festa sinceramente per tutto il movimento. Presidente Zucca, quest'oggi torna Nanni, intanto una presenza importante per voi per allungare la rotazione, per dare un po' di sollievo a un Pedrazzini che sta giocando nonostante sia infortunato. Si parlava di finale platonica e invece tutti ci tengono alla morte, vogliono giocare tutti qua. Sì, è vero, Pedro. È stato proprio io a consigliare a Pedro tra l'altro di bloccarsi perché i medici le avevano chiesto di fermarsi 15 giorni, ma lui non ha voluto sapere. Sarebbe stato forse più prudente in vista della seconda fase, ma lui proprio non ne vuole sapere ed è bello per questo. Marco, ne hai accennato in precedenza, palestra piena alle 5:30 praticamente quando avete aperto i cancelli, già questa probabilmente è una vittoria. Sì, molto contenti, diciamo che è una delle cose che abbiamo sperato sin dall'inizio di quest'anno. E i nostri tifosi, ma anche i tifosi dell'Esperia, penso abbiano risposto veramente bene. Adesso godiamoci lo spettacolo. Presidente, un'ultima battuta sulla fase successiva, questa a prescindere insomma da come andrà a finire questa gara. State già pensando alla fase nazionale, anche lì vi vorrete proporre con ambizioni? Sì, l'ho già detto forse in un'altra occasione, giochiamo per vincere, giochiamo per salire, la società è pronta per la Serie B, quindi speriamo bene. Non conoscendo le squadre non possiamo dire nulla, quindi vedremo. Anche Sustentu è pronto per la fase nazionale? Diciamo che intanto ci godiamo questa gara 3, che penso sia giusto vedere queste 2 squadre impegnate. Per la fase nazionale ci pensiamo da lunedì. Si assegna, lo ricordiamo, il titolo regionale, stanno per essere presentate le 2 squadre. Allora andiamo a chiudere questa copertina di presentazione e seguiamo assieme anche la presentazione dei roster che scenderanno in campo tra pochissimo. Tutto pronto al Palamellano di Sestu, si assegna quest'oggi il titolo regionale. Sustentu Sestu, Esperia Cagliari pronte per la palla 2, un catino bollente. Il Palamellano già a 1:30 abbondante prima della palla a 2, directasport.it, sardegnasport.com, anche quest'oggi in diretta al fianco dei Pirati e Granata. È iniziata questa partita che andrò a commentare in compagnia di coach Marco Magro. Buonasera. Buonasera a tutti.
è iniziata la partita ed è iniziata già nel segno di Maurizio Pedrazzini, subito una tripla a segno. Pedrazzini che sta giocando con una vistosa fasciatura alla gamba, così come era già stato nel corso di gara 2, sta stringendo i denti, non voleva assolutamente mancare. Mauro Graviano intanto strappa via questo pallone, ci mette grinta, cuore, intensità. Mauro Graviano, del resto sono le sue caratteristiche. Assolutamente sì, queste sono due squadre che hanno tra le loro caratteristiche principali quella di avere un grande cuore. Non abbiamo ancora elencato i quintetti in campo. Maurizio Pedrazzini, come detto, assieme a Matteo Salone, Francesco Musiu, Jonathan Putignano e Andrea Spampinato per l'Esperia. Dall'altra parte invece per il Sustentus Estu Mauro Graviano, Mirko Pilo, Edoardo Melis, Gianmarco Fois e Nicola Elia. È arrivato un errore in precedenza a opera di Mirko Pilo, qui si lotta con il fisico tra Edoardo Melis e Maurizio Pedrazzini. deraglia con il pallone in mano. Francesco Musiu voleva un fischio da parte degli arbitri, fischio che però non arriva. Allora si riparte con una rimessa dal fondo per il Sustentus, se ne incarica Nicola Elia. Subito pressione su Mauro Graviano. Francesco Musiu accenna a una pressione per cercare di infastidirlo un po' mentre portava il pallone in zona offensiva. Qui giro sul perno da parte di Edoardo Melis. Marco, ti stuzzico anche su un altro argomento. In fase di presentazione della partita coach Marco Sassaro ha detto: mi aspetto tanto da Edoardo Melis, da Mauro Passaretti, hanno le caratteristiche per incidere in un tipo di partita come questa. Sì, soprattutto perché l'Esperia non ha un centro di ruolo, quindi Passaretti e Melis dovrebbero fare la differenza, anche se l'Esperia supplisce benissimo a questa sua carenza. Quello che noto in questo momento è che in campo 2/5 del quintetto dell'Esperia è formato da ex dell'Accademia, cioè Pedrazzini e Spampinato. Veramente una partita interessante, speriamo che sia all'altezza delle aspettative. Sarà assolutamente all'altezza delle aspettative, come è stata gara 1, un po' meno gara 2 dal punto di vista dello spettacolo, ma partita comunque emozionante che si è andata a risolvere nelle battute conclusive. Esperia che ha vinto nell'ultimo quarto soprattutto grazie a un 4/4 dall'arco di Matteo Salone, che proprio in questo momento fa secco Mirko Pilo con un bel passo d'incrocio e va a realizzare. Sta salendo in cattedra prepotentemente in questa serie un giovane come Matteo Salone, protagonista abbiamo detto in gara 2, anche qui gran bella iniziativa. Ah, sì, bellissima iniziativa, spero che ci siano dei ragazzini che guardano la partita, perché quello era un movimento degno di classe e di nota di merito. Bella palla. Attacca l'Esperia, Musiu dalla lunghissima distanza a segno con il canestro dell'8-2 più 6 Esperia, che è iniziato fortissimo così come era stato in gara 1 con tante triple. Vedremo se sarà insomma il remake del primo quarto di 7 giorni fa. Intanto Mirko Pilo va a cercare Edoardo Melis con l'iniziativa dal post. C'è il fallo di Maurizio Pedrazzini, primo fallo nella partita per il capitano dell'Esperia. La segnalazione dell'arbitro. Coppia arbitrale che è composta quest'oggi da Luca Basso di Elmas e Mattia Mulliri di Selargius. Rimessa dal fondo, tutto pronto per l'esecuzione della rimessa a opera di Mirko Pilo. Palla fuori per Edoardo Melis, passaggio consegnato ancora per Mirko Pilo, gli ostruisce la linea di fondo Pedrazzini, trovato però con un gran passaggio ancora Edoardo Melis, che controlla bene il corpo e va a segno. Edoardo Melis, giocatore di tecnica, stavolta l'ha dimostrato. Sì, ha dimostrato di essere un bel giocatore di tecnica, ma sono veramente incuriosito da questa partita perché vedo due belle difese a uomo, aggressive sulla palla, e fallo in attacco di Putignano in questo momento con Fois, che ha fatto una grande difesa. Una situazione questa che abbiamo visto molto spesso in gara 2, cioè tra l'altro Putignano è uscito per 5 falli in gara 2 proprio per una situazione simile. Secondo te quale deve essere il metro arbitrale più giusto in queste situazioni? Un metro arbitrale da playoff che permette magari un certo tipo di contatti, oppure insomma vanno sanzionate questo genere di situazioni? Ma io, più che un discorso di metro di arbitraggio, io direi che il metro di arbitraggio l'importante è che rimanga costante. Il problema spesso è che gli arbitri hanno la tendenza a valutare i contatti, per questo perdono l'istante del fischio.
e a volte fischiano in ritardo, obbligando, tanto infrazione di passi di Spampinato, obbligando i giocatori a adeguarsi in maniera specifica di volta in volta. Io personalmente preferisco quando gli arbitri fischiano tutto e usano un metro d'arbitraggio che sia lo stesso dall'inizio alla fine. Elia in uscita dai blocchi, sbaglia, prova a toccare a rimbalzo Edoardo Melis, ne esce fuori però con il pallone in mano Francesco Musiu, qualche problema, recupera Putignano che consegna di nuovo la sfera al suo playmaker, si va sotto da Pedrazzini che si appoggia a Elia, usa il vetro e recapita il canestro del 10-4, Esperia, inizio di partita ancora molto forte da parte dei Granata, 5:55 al termine del primo quarto, attacca il Sustentu con Nicola Elia, la palla in un angolo per Gianmarco Fois, bella uscita dai blocchi da parte di Mirko Pilo, arresto e tiro però sbagliato anche in questo caso dall'ex giocatore del Sant'Orsola Sassari. È già ripartita l'Esperia con Andrea Spampinato, prova a prendere posizione Pedrazzini che si abbraccia praticamente con Edoardo Melis, bel tiro in allontanamento da parte di Pedrazzini, stavolta arriva l'errore, rimbalzo di Nicola Elia, è già partito Mauro Graviano che prova a puntare Putignano, gran palla sotto per Gianmarco Fois che si avvita molto bene, trova l'equilibrio, altri 2 punti, -4 su Stento. Sì, un bel canestro in transizione. Adesso vediamo il gioco in attacco dell'Esperia sul gioco organizzato e Pedrazzini spalle a canestro contro Edoardo Melis. Palla fuori per Musiu, palla persa da parte dell'Esperia, esulta la panchina del Sustentu, stavolta ha funzionato la difesa su Maurizio Pedrazzini, le indicazioni di coach Roberto Fioretto al suo playmaker, ancora Musiu che va a pressare Graviano lontanissimo da canestro, Graviano riceve e riesce comunque a portare il pallone in zona offensiva, il blocco di Fois, arresto e tiro di Graviano, secondo ferro, rimbalzo di Putignano, riparte l'Esperia con Francesco Musiu, ancora Musiu, arresto e tiro da 3 punti, ancora a segno Francesco Musiu, seconda tripla. È un problema questo per la difesa del Sustentu. Musiu ha preso ritmo dall'arco. Sì, Musiu è entrato già bello determinato. Io osservavo che l'Esperia con l'innesto di Musiu, Spampinato e Nanni che è ora in panchina ha veramente trovato la quadratura del cerchio. È una bella squadra compatta anche se non ha pivot di ruolo. Ha sicuramente i numeri per poter fare molto bene nella seconda fase. Intanto un fallo in attacco di Gianmarco Fois. Fallo in attacco di Gianmarco Fois con il gomito un po' largo sul Salone, 13-6 il punteggio in favore dell'Esperia, 4:25 al termine del primo quarto, ancora partenza lanciata da parte dei Granata, lo abbiamo detto, era stato così anche in gara 1, il Sustentu deve inseguire in piedi. Coach Marco Sassola a dare indicazioni, riceve intanto fuori dall'arco Maurizio Pedrazzini, il passaggio ancora per Musiu che ci ha preso gusto, ancora una tripla, ancora a segno Francesco Musiu a regalare il +10 all'Esperia, deve trovare le contromisure il Sustentu a questa falla fuori dall'arco dei 3 punti, prova a prendere posizione Edoardo Melis, si va in punta da Nicola Elia, il blocco di Melis da 3 punti, Nicola Elia primo ferro, rimbalzo lungo però controllato da Gianmarco Fois, ancora Nicola Elia che va dentro, bello lo scarico per Edoardo Melis che va a realizzare Sustentu che al contrario dell'Esperia non riesce a trovare la giusta misura dall'arco, allora si deve andare dentro ed ecco che Edoardo Melis diventa un fattore decisivo. Sì, lì è una questione di scelta, probabilmente coach Sassaro vuole questo tipo di gioco, vuole la palla sotto per i lunghi, proprio in virtù del fatto che a differenza dell'Esperia l'Accademia ha più copertura in ogni ruolo. Intanto siamo appena agli inizi, però mi pare di vedere un Nicola Elia ancora, insomma, dà l'impressione di essere un pochino stanco, non ti chiedo se hai avuto la stessa sensazione. Nicola Elia è un giocatore che si può accendere da un momento all'altro, è un po' in questo momento è un po' sottotono, ma vediamo un po' con l'andare del tempo. Io intanto vorrei ricordare le assenze all'Esperia di Paolo Cornaglia e di Marco Lecisco Cortu che pesano, insomma. Io credo che anche con questi 2 giocatori che oggi non sono in campo l'Esperia avrebbe avuto un peso ben diverso. Time out in campo, noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa, 16-10 Esperia, 3 minuti e 4 secondi al termine del primo quarto.
riprende il gioco al Palamellano di Sesto in punta, c'è poi strovato dentro Edoardo Melis, subito 2 punti per il Sustentu che esce bene da questo timeout e accorcia sul -4, 16-12 il punteggio. Ora Pedrazzini dentro, ancora pescato molto bene Musiu che cerca l'appoggio, non lo trova, qui Spampinato quasi scavalca Graviano nel tentativo di saltare alto a prendere questo rimbalzo. Interruzione del gioco, nulla di grave per Mauro Graviano. 2:40 al termine del primo quarto, 16-12 come detto il punteggio in favore dell'Esperia, che è partita molto forte, trascinata dalle triple di Francesco Musiu in apertura. Ora vediamo come risponde il Sustentu, c'è Mirko Pilo che va da Mauro Graviano, ora la circolazione perimetrale, poi si va dentro da Gianmarco Fois, accoppiato con Putignano, si ripropone il solito duello molto fisico. Qui Graviano si prende il tiro da 3 punti, lo manda però sul tabellone, si getta sul pallone, lo riconquista, davvero è encomiabile Gianmarco Fois. Un lottatore, lui non si arrende mai, infatti se ci fai caso l'Accademia ha iniziato ad avere una piccola flessione in occasione del suo infortunio, perché è uno che in campo dà veramente peso alla squadra. Attacca l'Esperia con Francesco Musiu, su di lui la difesa di Mauro Graviano, arriva il blocco di Putignano, ora c'è Pedrazzini che è accoppiato invece con Nicola Elia, la partenza in palleggio di Pedrazzini che va a spalle a canestro, tiro in allontanamento, sputato dal ferro, si lotta a rimbalzo, controlla Edoardo Melis, è già ripartita l'azione di Nicola Elia, la palla per Mauro Graviano che punta a Musiu, arresto e tiro concesso a Mauro Graviano che stavolta va a realizzare anche il tiro dalla media distanza, può essere un fattore determinante, spesso e volentieri Mauro Graviano viene invitato al tiro perché la sua dimensione insomma è quella soprattutto di giocatore dedito alle penetrazioni canestri da sotto. Certamente, solo che Mauro Graviano, ricordiamolo, è dotato anche di un ottimo tiro dalla media e dalla lunga. Adesso perde la palla a Pilo, gli scappa via come una saponetta. Deve forse crederci maggiormente Mauro Graviano in questo genere di soluzione che ha tra le sue caratteristiche tecniche. Intanto staffetta tra i lunghi, ne avevamo parlato in precedenza, esce Edoardo Melis e fa il suo primo ingresso in questa partita Mauro Passaretti. 1 minuto e 10 al termine del primo quarto, 16-14 il vantaggio dell'Esperia che, lo ricordiamo, in avvio di partita è stata in vantaggio anche di 10 lunghezze sul 16-6, ha ricucito l'Accademia. Ora nuovo ingresso anche nelle fila esperine, sul parquet c'è Francesco Vaccargiu, importante soprattutto nel corso di gara 2 in sostituzione di Francesco Musiu, in campo per larghi tratti Vaccargiu. Qui fallo per la difesa del Sustentu, tutto pronto per la rimessa da parte di Salone, servito in punta Vaccargiu, circola il pallone per Spampinato, partenza in palleggio di Spampinato che ha questo primo passo molto lungo, spesso e volentieri induce proprio gli arbitri a fischiare l'infrazione di passi. Ma questa era evidente infrazione di passi perché ha cambiato il piede perno. Spampinato atleticamente non lo si scopre. Io quello che sono curioso di vedere adesso è Francesco Vaccargiu, che è un 96 veramente di chiaro talento, cresciuto nelle file dell'Esperia, ha avuto esperienze anche all'Antonianum e alla Dinamo e adesso è tornato all'Esperia. A me piace molto, è un bel giocatore e intanto vedi Elia che si accende come Nicola Elia, canestro della parità a quota 16, 30 secondi al termine del primo quarto, si è iscritto al match allora anche Nicola Elia. Intanto l'Esperia attacca con Andrea Spampinato, prova a uscire dai blocchi Salone, ricezione difettosa però per Salone che non riesce a controllare questa palla e arriva un nuovo timeout in campo, stavolta a chiamarlo è coach Roberto Fioretto. Si torna a giocare al Palamellano, ultimi 12 secondi del primo quarto, attacca il Sustentu con Mauro Graviano, attaccato da Vaccargiu che cerca il pallone, ora c'è Mirko Pilo, si va fuori da Gianmarco Fois, dentro poi da Passaretti, accoppiato con Pedrazzini, bella la finta di Passaretti e poi canestro appoggiato al tabellone, canestro che chiude il primo quarto, più 2 Sustentu, 18-16, la firma di Mauro Passaretti. E noi ci andiamo a prendere un'altra piccola pausa, poi ci risentiamo pronti a raccontarvi il secondo quarto. Inizia il secondo quarto al Palamellano di Sestu, 18-16 il vantaggio in favore del Sustentu Sestu.
Mauro Graviano cerca e trova Mauro Passaretti, poi si cerca la ricezione vicino a canestro per Nicola Elia. Mi pare che in questa circostanza coach Marco Sassoro avesse deciso di far avvicinare Elia a canestro contro Salone, un accoppiamento magari vantaggioso dal punto di vista dell'attacco. Elia è in grado di giocare in qualsiasi posizione, non so quanto potesse essere un'indicazione di Sassaro o un'iniziativa di Elia. Ecco, intanto bella penetrazione di Salone, peccato, avrebbe meritato il canestro. Bella iniziativa di Salone, l'abbiamo detto, tra i grandi protagonisti di gara 2, in questo caso dovrà andare in lunetta. 2 liberi per Matteo Salone, che potrà dunque pareggiare il match per l'Esperia. 9:36 al termine del secondo quarto, Salone segna il primo libero. Riepiloghiamo anche i quintetti. Salone appunto assieme a Putignano, Pedrazzini, Vaccargiu e Spampinato per l'Esperia. Nelle fila del sustento invece ci sono Elia Passaretti, Fois, Graviano e Pilo. Qui si lotta a rimbalzo, ne viene fuori comunque in qualche modo Mauro Graviano, si fa sportellate nel pitturato tra Pedrazzini e Passaretti. Trovato Passaretti su una mini distrazione difensiva da parte di Pedrazzini, si è fatto trovare molto preparato. Sì. Molto intelligente il taglio di Passaretti, che ha tagliato dietro la schiena di Pedrazzini, che non si è avveduto dal suo arrivo. E intanto il secondo fallo di Pedrazzini, e c'è il cambio tra Pedrazzini e Nanni. Federico Nanni, anche lui un ex giocatore accademia, ed è, come dicevo prima, uno dei 3 che sono andati a chiudere il roster dell'Esperia di quest'anno. Nanni, un giocatore che a me piace particolarmente perché non è molto appariscente, se vogliamo, non è capace insomma di grandi sprazzi di classe, se vogliamo, però è un giocatore che fa legna, come si dice in gergo, e la fa con una qualità veramente alta, ed è un giocatore che all'interno di squadre di questo tipo, ma anche di squadre di livello più alto, secondo me può davvero fare la differenza e portare minuti decisivi in uscita dalla panchina. Qui spigolo alto addirittura del tabellone per l'Esperia. Graviano recupera la sfera, la porta in zona offensiva, qui Vaccargiu supera il limite del fallo secondo il signor Mulliri di Selargius, arriva il fallo. Intanto Gianmarco Fois va a ricevere le indicazioni di coach Nicola Massa. Primo fallo della partita per Francesco Vaccargiu, si riprenderà con una rimessa dal lato in favore del Sustentus Sestu, Capitan Villani a eseguire la rimessa. Intanto colloquio con il signor Mulliri, che va a parlare con il dirigente del Sustentu Pietro Moschetti. C'è da asciugare il pitturato, in precedenza c'era stata una caduta. Coach Marco Magro, allora possiamo approfittare di questa pausa per dare una lettura generale di questi primi minuti di partita. Tanta intensità, come insomma era ampiamente nelle previsioni, del resto è una finale, come se fosse una partita secca praticamente, e anche forse, se vogliamo, le altre 2 partite si stanno un po' facendo sentire sulle gambe. Sì, poi pensa, partite di questo genere la palla pesa molto di più, ogni decisione è sempre valutata molto attentamente dai giocatori, e intanto Fabio Villani prende un tiro da 3 e meno male Passaretti recupera il rimbalzo. Graviano va dentro contro 2 avversari, non riesce a trovare l'appoggio vincente al tabellone. Ultimo tocco da parte dell'attacco, le proteste di Mauro Graviano, si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dell'Esperia. Federico Nanni ha già dato all'indirizzo di Vaccargiu, che chiama lo schema maglia. Urla in panchina coach Roberto Fioretto a dare indicazioni sul spazio per il tiro di Spampinato, sbagliato, vola a rimbalzo, però Nanni a dimostrazione di quanto dicevamo in precedenza. Molto importante Nanni, che garantisce un extra possesso buttato per lo dall'Esperia, e allora vola in contropiede Davide Melis, giocatore importante anche lui per dare energia in uscita dalla panchina. Sì, giocatore rapido, ai piedi rapidi, che ha poi molto giovane, e ha veramente buone doti di difensore. Vediamo infatti che era stato messo su Putignano, che giustamente si va a spalle a canestro, giocare spalle a canestro. Qui bell'attacco da parte dell'Esperia, che però non trova il canestro da sotto con Vaccargiu, taglia Passaretti, che è un lungo molto abile quando si parla di corsa,
qui non riesce a ricevere il pallone, altro cambio nelle fila dell'Esperia, esce, va a riposare un pochino Andrea Spampinato, lo rileva ancora Francesco Musiu, si riparte con una rimessa dal fondo in favore dell'Esperia, il pallone per Salone, poi nuovamente per Vaccargiu, 7 minuti e 35 al termine del secondo quarto, 20-17 il punteggio in favore del Sustentu. Nanni va dentro, non trova il canestro, non trova nemmeno il fallo, Graviano è già dall'altra parte, taglia Passaretti, non riceve, ribattamento di lato per Villani, partenza in palleggio di Villani che vuole ragionare, si torna da Nicola Elia, arriva il blocco per il pick and roll di Passaretti, creato tanto spazio per il tiro da 3 di Fabio Villani, stavolta a segno, canestro importante del capitano, spesso e volentieri gli viene concesso il tiro da 3 punti, allora se Villani trova ritmo dalla lunga distanza diventa una gran notizia per coach Marco Sasso. Sì, in prospettiva dei prossimi incontri sicuramente recuperare un giocatore come Villani al 100% diventa molto importante. Intanto vediamo la differenza di peso si fa sentire fra Passaretti e Melis, fra Putignano e Melis, e vediamo ora l'attacco di Sustentu. Mauro Graviano in mezzo alle gambe, arriva il blocco di Elia, la finta, il passo d'incrocio e lo scarico all'indirizzo di Passaretti, stavolta c'è il fallo, tocca il braccio di Passaretti dopo il tiro Federico Nanni. Allora Passaretti invitato in lunetta, gli chiedeva un approccio positivo al match coach Marco Sassoli, mi pare che Mauro Passaretti abbia risposto presente, ma anche Edoardo Melis in avvio è stato importante per il Sustentu. Diciamo inizio di partita incoraggiante da parte di entrambi. Sì, inizio di partita incoraggiante e anche e soprattutto dobbiamo ricordare che i due coach lavorano in prospettiva del prossimi impegni. Sassaro ha bisogno di conferme da Passaretti e Melis perché si ritroveranno a giocare un girone dove ci sono veramente dei centri importanti. Assolutamente sì, intanto attacca l'Esperia con Jonathan Putignano accoppiato ancora con Davide Melis, vuole andare a spalla a canestro, poi scarica dall'altra parte per Musiu, ancora in ritmo dalla lunga distanza, letale Musiu, l'Esperia accorcia allora sul -2, 23-21, 6 minuti e 5 secondi al termine del secondo quarto, ancora Vaccargiu su Graviano, prova a uscire dai blocchi Villani, c'è Nicola Elia che sale e riceve su di lui Salone, arresto e tiro da 3 punti per Nicola Elia, secondo ferro, sale in alto Passaretti, ma più in alto di lui va ancora Francesco Musiu, Vaccargiu invitato all'azione, va dentro Vaccargiu contro la difesa di Graviano, il tiro di Vaccargiu che non trova fortuna, trova invece fortuna dopo il rimbalzo d'attacco Matteo Salone che allora controsorpassa per l'Esperia, 24-23 il punteggio, controsorpasso per i Granata, come detto 5-25 ora al termine del secondo quarto, c'è Davide Melis, potrebbe sfidare probabilmente in velocità Putignano ma torna fuori da Nicola Elia, circolazione perimetrale per Fabio Villani, poi spalle a canestro, gran giro sul perno da parte di Mauro Graviano che qui è andato ad attaccare, se non ho visto male, Vaccargiu, spesso e volentieri coach Marco Sassaro manda spalle a canestro sia Mauro Graviano che Nicola Elia che hanno tra le loro soluzioni anche l'iniziativa spalle a canestro. Sì, sia Graviano che Elia sono dei giocatori completi, sanno giocare in qualsiasi posizione del campo, anche se ovviamente l'esperienza di Elia non è mai in discussione, che intanto va a riposare Elia chi è uscito insieme a Elia? No, nessuno, Elia è andato a riposare, è entrato al suo posto Pilo. Torna in campo Mirko Pilo, intanto errore col secondo libero da parte di Mauro Graviano, siamo in parità 24-24, 5 minuti 10 secondi per chiudere il primo tempo al Palamellano di Sestu, direttasport.it, sardegnasport.com a regalarvi in diretta streaming la finalissima del campionato di Serie C Silver, qui altra iniziativa coraggiosa da parte di Jonathan Putignano, fermato, l'ultimo tocco è stato dalla difesa e dunque si riparte con una rimessa dal fondo in favore dell'Esperia, consegnato ora il pallone all'indirizzo di Salone, si smarca e riceve Jonathan Putignano, ancora va a prenderlo Davide Melis, la partenza in palleggio da parte di Davide Melis, arriva il fallo sospirato da parte di Jonathan Putignano, almeno questo faceva percepire la sua mimica facciale, primo fallo della partita per Davide Melis e secondo
Scusate, secondo fallo di squadra per il Sustentu nel corso di questo secondo quarto. Qui ancora la ricezione, stavolta spalle a canestro per Jonathan Putignano che vuole ancora attaccare Davide Melis, tiene però Davide Melis, tiro in allontanamento che è il marchio di fabbrica di Jonathan Putignano, lo ha fatto vedere una volta di più. Sì, adesso come potete notare viene isolato su un lato Putignano proprio per dargli la possibilità di giocare l'1 contro Melis, perché lo sovrasta fisicamente. Intanto il terzo fallo di Federico Nanni. L'avevamo incensato in precedenza, però Federico Nanni insomma anche in gara 1, se non ricordo male, era uscito per 5 falli, qui ne ha già 3 e questa non è una gran notizia per coach Roberto Fioretto, che sperava insomma di utilizzarlo per far riposare un po' di più Maurizio Pedrazzini, che per il momento sembra rimanere seduto in panchina, avrebbe bisogno di riposare visto il suo infortunio. Il centro dell'Esperia entrerà in campo allora Paolo Limbardi per l'Esperia, che va a prendere posto dunque sul parquet. Intanto 2 liberi per Edoardo Melis, che è già pronto a eseguire. 4:31 per chiudere il secondo quarto di gioco. Abbiamo parlato delle assenze dell'Esperia, di Cornaglia, di Lecisco Cortu, c'è un'assenza non da poco anche nelle fila del Sustentu, ne abbiamo accennato in precedenza, è quella di Alessandro Secchi, che non è riuscito a recuperare, l'abbiamo visto solo per pochissimi minuti nel corso di gara 1, infortunio al ginocchio destro per lui che ancora non è riuscito a risolvere, speriamo che riesca a tornare in forze in vista della prima partita della fase nazionale. Intanto in tema di guerrieri, prima abbiamo citato Gianmarco Fois, non possiamo non citare Mauro Graviano, che quando c'è da gettarsi sul parquet è sempre uno dei primissimi. Intanto altro cambio nelle fila del Sustentu, torna in campo proprio Gianmarco Fois, esce Davide Melis, che ha dato minuti comunque positivi in uscita dalla panchina, si è trovato nei difficili panni di marcatore di Jonathan Putignano, spesso e volentieri ha cercato di tenere il più possibile Davide Melis. Intanto l'Esperia aveva già speso il bonus, allora c'era fallo in precedenza su Graviano, dunque liberi per Mauro Graviano a 4 minuti e 18 secondi dal termine del secondo quarto. Cambio anche per coach Roberto Fioretto, esce Salone, entra invece Andrea Spampinato, tutto pronto per l'esecuzione dei liberi da parte di Mauro Graviano. Primo libero che non va a buon fine per Mauro Graviano, che avrà un'altra chance, applaudito comunque dal numerosissimo pubblico del Palamellano. 0-2 per Graviano, si lotta a rimbalzo, Vaccargiu riesce a recuperare il pallone, poi contropiede, 2 contro 1 dell'Esperia, ma rientra molto bene la difesa del Sustentu, in questo caso non concede punti facili. Ora Putignano, che è accoppiato con Gianmarco Fois, prende il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia, rimbalzo di Edoardo Melis, che conduce anche l'azione offensiva. Ancora Edoardo Melis, che dovrebbe fermarsi, ci riesce un po' con il brivido in questo caso. Gianmarco Fois va dentro ancora da Edoardo Melis, addirittura triplicato. Edoardo Melis trova il taglio di Graviano, errore però in avvicinamento da parte di Graviano, che voleva un fallo. Ora Spampinato per Musiu, ha pensato per un attimo al tiro da 3 punti, si va a spalle a canestro con Putignano contro Gianmarco Fois. Qui Gianmarco Fois probabilmente commette, non so se sei d'accordo, l'errore di andare a cercare un po' troppo il pallone con le braccia. Gli arbitri in questi casi sono spesso e volentieri indotti a fischiare il fallo. Sì, è proprio il movimento del braccio che induce l'arbitro a fischiare. Sbagliato proprio il gesto tecnico di Gianmarco Fois, ma la foga agonistica ci sta nella foga anche questo. Davvero appassionante comunque nell'arco delle 3 partite il duello tra Gianmarco Fois e Jonathan Putignano. Abbiamo parlato dei protagonisti un po' sulle copertine di questa serie, come Maurizio Pedrazzini, come Nicola Elia, come Mauro Graviano, però davvero questo duello tra Putignano e Gianmarco Fois sta regalando scintille. Intanto altro cambio per coach Roberto Fioretto, esce Vaccargiu, sul parquet c'è Daniel Oru, giovane, classe 1997, ne parliamo con piacere perché in gara 2 è stato davvero decisivo. Pallone pesantissimo in angolo, tripla importante, l'ha mandata a segno, complimenti. Sì, veramente a me piace molto, poi è un ragazzo molto serio, bravo, veramente bravo. Adesso vediamo un po' cosa succede tra gli arbitri.
La cosa che volevo far notare è che adesso c'è stato un cambio difensivo, Putignano sarà marcato da Edoardo Melis se non mi sbaglio e Limbardi verrà preso da Gianmarco Fois, quindi adesso vediamo il cambio della decisione arbitrale, rimessa per Esperia. Rimessa dal lato in favore della formazione granata, Spampinato già sul pallone, cercato e trovato Francesco Musiu che prova a bruciare dal palleggio Pilo, poi tiro dalla lunga distanza sbagliato da Putignano, rimbalzo controllato da Villani che si lancia a testa bassa, decide poi di attendere l'arrivo dei compagni saggiamente. Villani va in post da Edoardo Melis, il passaggio buono per Gianmarco Fois che però sbaglia il tiro frontale, ha già recuperato l'Esperia. Ora con Francesco Musiu, il pallone all'indirizzo di Jonathan Putignano, in mezzo alle gambe Putignano, prova ad attaccare ancora Gianmarco Fois, cade per terra Gianmarco Fois, non c'è il fallo dell'attacco, non c'è il fallo della difesa, si rimane lì, gran scarico qui da parte di Musiu per il canestro di Putignano, rimane a terra Gianmarco Fois, voleva forse un fallo, la panchina del Sustentu tutta in piedi. Ti do il difficile compito di leggere insomma la situazione che si è venuta a verificare in precedenza. Ancora Putignano e poi sa contato. Sì, un contatto di gioco, io non credo fosse fallo in tutta onestà, sarebbe curioso rivedere l'azione, ma non mi è sembrato ci fosse un fallo. Mi sa che il coach Marco Sasso non deve essere tanto d'accordo con te perché va a protestare all'indirizzo del signor Luca Basso di Elmas. Intanto è già ripreso il gioco, insomma sottolineare anche il bell'assist di Francesco Musiu, gran protagonista in gara 1, un po' sottotono in gara 2, quest'oggi davvero tra i migliori in campo, forse l'MVP della partita fino a questo momento. Errore nell'attacco del Sustentu, rimbalzo di Putignano, 2:35 al termine del secondo quarto, 28-25 più 3 Esperia. Putignano in punta, accoppiato con Edoardo Melis, ancora Putignano, prova a batterlo dal palleggio, cambio di mano da parte di Putignano, arresto il tiro sbagliato, rimbalzo lungo controllato da Edoardo Melis, consegnato il pallone all'indirizzo di Mauro Graviano. Mauro Graviano va in mezzo alle gambe, gli concede spazio Francesco Musiu che vorrebbe insomma che si accontentasse del tiro dalla lunga distanza. Intanto fallo sull'iniziativa personale da parte di Mirko Pilo, pronto a tornare sul parquet dopo questo mini riposo Nicola Elia. Viaggio in lunetta per Mirko Pilo perché l'Esperia ha speso il bonus già da un pezzo, 2 minuti e 10 al termine del secondo quarto di gioco, sempre più 3 Esperia sul 28-25, torna in campo Mirko Pilo, in panchina invece Capitan Villani a colloquio ora con il suo tecnico. E ora il silenzio del Palamellano per favorire la concentrazione di Mirko Pilo che manda a segno il primo libero a sua disposizione, accorcia sul -2 per l'Esperia, per il Sustentu, scusate, 28-26 che diventa 28-27, 2 su 2 dalla lunetta, importante per Mirko Pilo, -1 per il Sustentu. Attacca Francesco Musiu che viene preso in zona difensiva proprio da Mirko Pilo. Ora il cambio con il pallone sotto per Limbardi, il tiro in reverse di Limbardi che non trova fortuna, rimbalzo di Nicola Elia che vorrebbe far correre i compagni. Ora la palla in post per Gianmarco Fois e il quasi gioco da 3 punti per Edoardo Melis. Qui attacco molto ben giocato da parte del Sustentu. Sì, una bella canestro in transizione, sarebbe stato la ciliegina sulla torta il canestro col tiro libero. Io quello che voglio far notare è come l'Accademia giochi la palla sotto e abbia già avuto un vantaggio nel caricare di falli i giocatori dell'Esperia. È una chiave di lettura anche questa, vedremo nel corso del secondo tempo che cosa porterà all'Accademia un atteggiamento di questo tipo. Dall'altra parte l'Esperia continua a macinare gioco con Putignano che però si sta ostinando un po' troppo al tiro da fuori. Ricordiamo 3 falli per Nanni, 2 per Pedrazzini, un problema questo per coach Roberto Fioretto. Intanto Putignano non trova lo scarico, bella difesa qui da parte di Gianmarco Fois, allora Spampinato a 3 secondi dallo scadere del cronometro di 24, si prende il tiro dalla lunga ma lo sbaglia Graviano per Mirko Pilo che prova a prendere il centro dell'area, qui bell'anticipo di Spampinato, l'ultimo tocco di Nicola Elia, allora recupero da parte dell'Esperia, qui bella
azione difensiva da parte di Andrea Spampinato che si getta sulla linea di passaggio. L'ultimo a toccare è stato Nicolelia, intanto è pronto a tornare in campo per l'Esperia Matteo Salone che va a raggiungere il cubo dei cambi. Qui blocco di Limbardi per Spampinato, non trova lo spazio, Spampinato si lotta a terra, qui ancora Gianmarco Fois che va a lottare su questo pallone vagante, protesta anche all'indirizzo degli arbitri. L'Esperia che potrà rimanere in zona offensiva in virtù della freccia, però altri segnali importanti da parte di Gianmarco Fois. Sì, altri segnali importanti da parte di Gianmarco Fois che, come abbiamo detto prima, non si arrende mai. Intanto coach Fioretto qua deve risolversi il problema dei rimbalzi in attacco, perché da quando è uscito Pedrazzini Nanni hanno qualche difficoltà nei rimbalzi. Adesso è entrato Salone al posto di Orru e vediamo un po' con i centimetri di Salone se potrà risolvere questo problema. Rimesso in gioco il pallone, Musiu dalla lunga distanza, ancora a segno, ancora Francesco Musiu, mattatore dalla lunga distanza, vantaggio Esperia 30-29, ultimo minuto del secondo quarto. Mirko Pilo prova ad andare dentro, arresto il tiro di Mirko Pilo, a segno contro sorpasso su Stentu, cavalcando stavolta Mirko Pilo. 31-30, 44 secondi al termine. Francesco Musiu dietro la schiena, qui ad attaccare ancora Mirko Pilo, mano sinistra per Musiu, qui infrazione non di passi, non poteva esserlo del resto da parte di Salone, ha pestato la linea laterale Salone nel tentativo di mettere palla per terra. 31-30 il vantaggio del Sustentu, 36 secondi al termine del secondo quarto e time out in campo. Si torna a giocare al Palamellano, ultimi 34 secondi del primo tempo tra Sustentu Sesto ed Esperia Cagliari, finalissima del campionato di Serie C, e la Bella che assegna il titolo regionale. Qui fallo su Mauro Graviano, 29 secondi ancora da giocare, il fischio arbitrale amico per il playmaker del Sustentu che potrà andare in lunetta con due liberi. Mauro Graviano, il Sustentu è sopra di una lunghezza e potrà dunque allungare. Dall'altra parte l'Esperia non potrà andare fino in fondo col possesso successivo. Primo libero a segno per Mauro Graviano e allunga allora sul +2 il Sustentu, 32-30 il punteggio. Ancora Mauro Graviano, ancora a segno, +3, 33-30 e altro time out in campo. Stavolta lo ha chiamato coach Roberto Fioretto che vuole gestire al meglio queste battute conclusive del secondo quarto. Maurizio Pedrazzini di nuovo in campo per l'Esperia, ultimi 28 secondi del secondo quarto. Francesco Musiu a condurre l'azione in attacco per i Granata, ora Spampinato accoppiato con Pilo, arriva il blocco di Pedrazzini, ancora Spampinato, finisce per terra Pedrazzini, va dentro Spampinato con la mano sinistra, segna e subisce il fallo. Qui premiata la caparbietà di Andrea Spampinato. Sì, premiata la caparbietà di Spampinato e premiata il bel gioco di squadra dell'Esperia, perché i 4 giocatori senza palla hanno visto bene di stare larghi e di permettere a Spampinato di giocare 1 contro 1 togliendo gli aiuti difensivi all'Accademia. Intanto ti vado a chiedere insomma anche un parere su un altro argomento. Abbiamo visto Pedrazzini a terra, dall'altra parte Musiu usare il braccio esterno per cercare di liberarsi dalla pressione di Graviano. Coach Marco Sassaro chiedeva un fallo anche in quella situazione, tu l'avresti concesso? Ma come ti dicevo prima, adesso la classe arbitrale ha questa indicazione probabilmente sulla valutazione dei contatti, che secondo me è un pochettino aleatoria, perché bisognerebbe stabilire quale è fallo e quale no. Intanto Mirko Pilo da 3 non va. Mirko Pilo dalla lunga distanza, rimbalzo di Putignano e allora finisce in perfetta parità il primo tempo al Palamellano di Sestu, 33-33 tra Sustentu e Esperia Cagliari. Noi ci prendiamo una piccola pausa di 10 minuti, poi torniamo in diretta per raccontarvi il secondo tempo.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo al Palamellano di Sestu. Mauro Graviano, Nicola Elia, Gianmarco Fois, Edoardo Melis e Mirko Pilo in campo per il sustento. Per l'Esperia invece ci sono Francesco Musiu, Andrea Spampinato, Maurizio Pedrazzini, Jonathan Putignano e Matteo Salone. Subito un'iniziativa personale da parte di Nicola Elia che parte, spalle a canestro, prende il centro dell'area e regala il +2 al sustento. 35-33 il punteggio. Prova a rispondere Francesco Musiu, esce fuori dai blocchi Andrea Spampinato, fronteggiato da Mirko Pilo. Ora il pallone per Salone, il blocco di Pedrazzini che sale fuori dall'arco dei 3 punti, ribaltamento di lato per Musiu. Ora Spampinato contro Pilo, prova la partenza, step back, tiro dalla media distanza, è sbagliato, rimbalzo di Nicola Elia. Riparte Mauro Graviano, ancora Mauro Graviano che usufruisce del blocco di Gianmarco Fois, gran palla dentro per Edoardo Melis, poi da 3 punti Gianmarco Fois sbaglia, rimbalzo di Musiu che sale altissimo e conduce il contropiede dell'Esperia. Ancora Francesco Musiu in mezzo alle gambe, blocco di Pedrazzini, la palla ora per Salone, prova a prendere la linea di fondo Salone, la palla fuori per Putignano, fallo in attacco di Salone che qui deraglia. È bravo, se non ho visto male, Gianmarco Fois anche a prendersi il fallo. Intanto rimane a terra Salone, speriamo non sia nulla di grave per lui. Speriamo di no, perché privarci di una bell'atleta così in questa partita sarebbe un bel peccato. Vedo che un po' soffre, Vediamo. Si rialza, aiutato da coach Marco Sassaro, arriva anche coach Roberto Fioretto nella zona delle operazioni. Si rialza Matteo Salone, fortunatamente nessun problema per lui, può presumibilmente continuare a giocare, anzi no, perché si alza dalla panchina Francesco Vaccargiu. Speriamo che Salone sia ancora dei protagonisti di questa partita. 8:54 ancora da giocare nel corso del terzo quarto, 35-33 il punteggio in favore del Sustentus Estur. Nicola Elia ha rimesso in gioco all'indirizzo di Mauro Graviano, ancora Graviano, il palleggio del playmaker del Sustentus. Nicola Elia che si scontra con Edoardo Melis, proprio lo stesso Nicola Elia che porta spalle a canestro Francesco Vaccargiu. Il tiro in allontanamento ancora da parte di Nicola Elia, già 2 volte nel corso di questo inizio di terzo quarto il Sustentus ha scelto la soluzione di mandare Nicola Elia a spalle a canestro. Sì, Nicola Elia contro Vaccargiu ha un vantaggio fisico di qualche centimetro. Io non vedo molta lungimiranza in questo genere di atteggiamento, perché Vaccargiu è un giocatore che fisicamente regge il confronto con Elia, anche se è un po' più basso. Adesso vediamo invece come Putignano trova un canestro dalla media con Pedrazzini piazzato in posizione di pivot. Vediamo se l'Esperia continua con il suo isolamento dei giocatori per potergli consentire l'1 contro 1. Qui fallo in attacco, e questa la chiamata arbitrale. Fallo di Gianmarco Fois, è quello appena commesso, se non sbaglio il suo terzo fallo della partita. Attendiamo la segnalazione da parte degli ufficiali di campo. Gianmarco Fois che esce e viene rilevato da Mauro Passaretti. Attendiamo ancora la segnalazione che arriva in questo momento. Terzo fallo da parte di Gianmarco Fois, pronto a entrare anche Fabio Villani nelle fila del Sustentus. Interruzione del gioco e l'uscita di Gianmarco Fois intanto permette a coach Marco Sassaro di alzare il quintetto in termini di centimetri. Ora sia Passaretti che Edoardo Melis sono in campo. Sì, ora Sassaro gioca con 2 centri e 3 esterni, 2 interni e 3 esterni, per contrastare l'Esperia che invece non ha giocatori in ruolo Vediamo quale sarà il risultato. Gara 2 questo non ha portato grandi risultati in casa Accademia. Vediamo adesso in gara 3 cosa può offrire questa configurazione della squadra. Vaccargiu dal palleggio per l'Esperia, ancora ad avvantaggiarsi del blocco di Pedrazzini. Vaccargiu con qualche problema gli strappa il pallone. Nicola Elia riesce a recuperare la sfera. Nicola Elia andando a contestare questo possesso di Francesco Vaccargiu. Nicola Elia sta salendo in cattedra, è salito di colpi notevolmente nel corso di questo secondo tempo. Intanto esce già
Edoardo Melis torna sul parquet, Fabio Villani riequilibrato allora il quintetto del Sustentu. Mirko Pilo ora a portare il pallone in zona d'attacco, Mirko Pilo che è fronteggiato da Andrea Spampinato, si va in punta da Mauro Graviano e poi Fabio Villani invece controllato da Maurizio Pedrazzini. Nicola Elia, sale Passaretti per il blocco, taglia dentro Passaretti, non riceve, c'è invece Villani che prova a prendere il centro dell'area, batte Pedrazzini, scarica molto bene all'indirizzo di Mauro Passaretti, possesso molto ben giocato, è mancata solo la ciliegina sulla torta del canestro di Passaretti. Sì, proprio così, è mancata il canestro di Passaretti e intanto infrazione di passi di Francesco Vaccargiu. Vorrei notare come Elia ha già recuperato 2 palloni di fila a Vaccargiu, questa è veramente una differenza di esperienza. Ci sembrava un po' stanco, probabilmente la sensazione che avevo avuto nel corso del primo quarto era sbagliata. Nicola Elia sta venendo fuori alla distanza, qui Vaccargiu va a cercare il pallone, la partenza ottima da parte di Mirko Pilo che trova un buono scarico per Fabio Villani, arresto e tiro di Villani, sfortunato quel capitano del Sustentu, rimbalzo di Putignano e parte poi Francesco Vaccargiu, il pallone poi per Musiu ancora invitato al tiro, stavolta non trova la giusta misura, ha fatto davvero molto male nel corso del primo tempo Francesco Musiu, se non ricordo male 4 triple mandate a segno nel corso dei primi 20 minuti. Qui Passaretti spaglia canestro contro Putignano che gli sporca il pallone, palla fuori per Elia, bello lo scarico per Pilo, da 3, secondo ferro per Pilo, sale più in alto di tutti Mauro Passaretti, l'ultimo tocco è di Jonathan Putignano, può rimanere in zona d'attacco il Sustentu con la rimessa dal lato in favore di Fabio Villani, esce Mauro Graviano, il blocco di Mauro Passaretti, mano sinistra per Graviano, arresto e tiro sputato dal ferro, ancora un rimbalzo da parte di Jonathan Putignano che allarga gli alettoni per proteggere la sfera, Putignano in mezzo alle gambe, fischio lontano dalla palla, fallo di Villani su Pedrazzini. Pedrazzini e Villani che sono stati anche compagni di squadra, tantissimi di questi giocatori sono stati compagni di squadra, sfida questa dall'altissimo tasso di agonismo che però è sempre rimasta nei binari della regolarità, della lealtà sportiva, è un aspetto anche questo che va sottolineato. Sicuramente, bisogna considerare che il nostro non è un movimento così ampio, quindi questi sono ragazzi che sono amici fra loro, anche se sono avversari, loro si frequentano, si conoscono, sono tutti amici, in campo un po' meno. In campo si combatte per il risultato ed è giusto così. In precedenza era accaduto Vaccargiu, Sustentu è in attacco con Nicola Elia fronteggiato da Vaccargiu, sale Passaretti per il pick and roll, la palla per Mirko Pilo che ha molte difficoltà nell'addomesticare questo pallone, palla recuperata comunque da Nicola Elia che prova un tiro della disperazione praticamente in corsa da 3 punti, Spampinato va dentro, rischia l'infrazione di passi, voleva probabilmente questo tipo di chiamata Fabio Villani, lo scontro con Spampinato, non c'è il fallo di Villani, non c'è l'infrazione di passi di Spampinato, il pallone che verrà comunque rimesso dal fondo da parte dell'Esperia proprio con lo stesso Andrea Spampinato, il pallone per Jonathan Putignano, spalle a canestro contro Fabio Villani, prende il centro dell'area Putignano in allontanamento, stavolta il suo tiro è corto e si riprenderà con una rimessa per i Pirati. 5:39 al termine del terzo quarto, torna in campo, si rivede Federico Nanni, gravato, lo ricordiamo, di 3 falli, esce Jonathan Putignano, vediamo se riuscirà ad amministrarsi dal punto di vista disciplinare Federico Nanni, chiamato intanto lo schema da parte di Mauro Graviano, sale Passaretti, il blocco di Nicola Elia per Mauro Graviano, esce Fabio Villani, la partenza in palleggio di Villani che va dentro, scarico qui per Passaretti, ancora uno scarico di Villani vanificato da un errore sotto misura di Passaretti, ma ha recuperato Nicola Elia, qui un altro pallone buttato da Nicola Elia in questo caso. In precedenza un altro errore sanguinoso da parte di Passaretti, 2 scarichi ottimi da parte di Villani vanificati da Passaretti. Sì, posso immaginare cosa può aver raccontato Villani a Passaretti. Intanto vediamo un curioso accoppiamento tra Pedrazzini e Villani. Io prima notavo che Putignano era marcato da Villani e
stranamente Putignano soffre la marcatura di Villani. Nonostante il vantaggio in termini di fisicità indubbio in favore di Putignano, insomma, soffre questo genere di marcature l'ex giocatore tra le altre dell'Olimpia Cagliari. Altro cambio e prosegue questa staffetta tra pivot in casa Accademia. Esce Passaretti, entra in campo Edoardo Melis. 4 minuti 56 secondi al termine del terzo quarto. Mauro Graviano in lunetta, 35-35 il punteggio. Marco, intanto abbiamo oltrepassato la metà del terzo quarto e sono stati segnati appena 3 punti. Sì, 3 punti. Questo è veramente un indice dell'importanza della gara. Qualsiasi giocatore quando ha la palla in mano ci pensa bene prima di tirare, prima di fare un errore, a parte Passaretti. Attacca l'Esperia ora con Maurizio Pedrazzini in punta, passaggio consegnato per Andrea Spampinato, il pallone ora in un angolo per Vaccargiu, dentro Nanni, sbaglia l'appoggio a canestro, rimbalzo da parte di Edoardo Melis, parte il contropiede del Sustento, buon rientro difensivo però da parte dell'Esperia. Mirko Pino prova ad andare dentro, recupera in qualche modo Edoardo Melis il possesso di questo pallone, prende il centro dell'area Edoardo Melis e va a segno in semigancio, canestro del +4 Sustentu, parziale di 7-2 nel corso di questo terzo quarto, punteggio bassissimo come abbiamo sottolineato in precedenza con coach Marco Magro. Prova a rispondere ora l'Esperia, qui Villani per poco non va a recuperare un altro pallone, linea di fondo di Vaccargiu, bello anche qui, quantomeno era buona l'idea per lo scarico in direzione di Nanni, non concretizzato, però non concretizza nemmeno Graviano da sotto canestro. Qui Graviano che va a commettere il fallo su Federico Nanni, pronto un doppio cambio nelle fila del Sustento. Qui Mauro Graviano ha ecceduto probabilmente nelle proteste e è arrivata, se non ho visto male, la sanzione di fallo tecnico. Sì, un po' troppo plateale Graviano, dovrebbe controllarsi soprattutto in queste partite. Probabilmente aveva ragione, però già il fatto che abbia protestato alzando entrambe le braccia ha portato l'arbitro a decidere per questa sanzione. Intanto vediamo, ci sarà un cambio tra Graviano e Cabriolu. Cabriolu è un ragazzo del 99, veramente interessante, tra i giovanissimi di tutto il nostro movimento cagliaritano è uno dei più interessanti. Vediamo in partite di questa importanza quale sarà il suo impatto con la gara. Intanto Marco, non conviene mai davvero andare a discutere con gli arbitri, perché quello appena commesso era il quarto fallo di Mauro Graviano, che stava tutto sommato ben giocando quest'oggi e adesso davvero è costretto a tornare in panchina con 4 falli a carico. Una situazione difficile questa. Intanto il gioco è ancora fermo, ora Fabio Villani e anche Nicola Elia che va a discutere con il signor Luca Basso. Proteste in simultanea nelle fila del Sustento. Andrea Spampinato è pronto in lunetta, sbaglia però il primo tiro a cronometro fermo, non ne approfitta Andrea Spampinato, avrà comunque un possesso aggiuntivo la formazione dell'Esperia con Matteo Salone a rimettere in gioco la sfera. +4 Sustento, 35-39 il punteggio. Francesco Musiu sulla difesa di Cabriolu, lo attacca subito, poi lo scarico in angolo per Salone. Ora Nanni si va da Spampinato, prova a prendere il centro dell'area, Spampinato va dentro, sbaglia però Spampinato e subito un segnale importante da parte di Cabriolu con questo bel rimbalzo. Come ti dicevo, è un ragazzo veramente interessante. Vediamo adesso come continuerà la gara. Manca ancora ovviamente un po' di peso, però bisogna considerare che è un 17enne, questo è uno che ha un futuro davanti veramente interessante. Speriamo continui così. Quest'anno gli ho visto fare delle prestazioni notevoli, veramente notevoli. Ha una capacità di passaggio fuori dal comune, è un buon difensore, comincia a diventare un giocatore interessante. Non sono tanti in provincia di Cagliari.
Cabriolu, proprio lui in punta, ora cercava di servire nuovamente spalle a canestro Nicola Elia e in questo caso ha peccato di gioventù il classe 1999 Luigi Cabriolu. Sporcata un'altra linea di passaggio, partita che è diventata davvero di un'intensità pazzesca a questo punto. Francesco Musiu contro Mirko Pilo, prende posizione Putignano, riesce a liberarsi dalla guardia di Villani in questo caso e deposita il lay-up del -2 Esperia, 37-39 il punteggio. 2 minuti e 50 secondi al termine del terzo quarto, chiamato lo schema 2 da parte di Fabio Villani che riceve nuovamente in punta. Fabio Villani osserva Luigi Cabriolu che ora riceve la partenza in palleggio di Cabriolu, ora c'è Mirko Pilo accoppiato con Francesco Musiu, sale Edoardo Melis per il blocco, ancora a mano sinistra per Mirko Pilo, cercava lo scarico all'indirizzo di Villani, stavolta è Jonathan Putignano a sporcare questa linea di passaggio e a deviare il pallone in rimessa dal lato, sporcato ancora una volta il pallone, avrà 2 secondi intanto il sustento per cercare un tiro. Le indicazioni da parte dei due coach. Fabio Villani andrà a rimettere ora il blocco di Edoardo Melis, il tiro in allontanamento da parte di Elia, ma c'è un altro rimbalzo da parte di Cabriolu, davvero importante a questo punto della partita la sua fisicità. Luigi Cabriolu, classe 1999, è arrivato al sustento nel corso di questa stagione. Intanto Villani sbaglia dalla lunga distanza, rimbalzo controllato poi da Jonathan Putignano, preso in consegna subito da Cabriolu, punito dalla sanzione arbitrale. Primo fallo della partita dunque per Luigi Cabriolu e liberi per Jonathan Putignano, perché questo appena commesso era il quinto fallo del terzo quarto nelle fila del sustento. Partita, Marco, che si andrà a giocare anche tanto dalla lunetta, come è normale, insomma, in sfide di questo tipo. Sì, penso che questa sia la soluzione più scontata e ovvia. Io facevo una riflessione in merito a Cabriolu, fa parte di una nidiata del Gianni Ruggi di 3-4 ragazzi veramente interessanti. Oltre a lui vorrei ricordare anche Floridia e Sanna, che sono due ragazzi del 99 proprio interessanti. Intanto abbiamo visto una giocata di un livello veramente superiore, con un bel canestro di Edoardo Melis. Gran scarico di Mirko Pilo, stavolta Edoardo Melis si è fatto trovare pronto con il canestro del nuovo +2 sustento, risponde Putignano, anche lui si appoggia al petro e segna con il fallo. L'urlo liberatorio da parte di Jonathan Putignano, che avrà dalla lunetta l'occasione del sorpasso Esperia. Jonathan Putignano esulta in direzione della sua panchina, intanto coach Roberto Fioretto va a dare indicazioni a Francesco Musiu, tutto pronto per l'esecuzione del libero supplementare da parte di Jonathan Putignano. 1 minuto e 41 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Jonathan Putignano sbaglia il libero aggiuntivo, il lancio di Nicola Elia un po' tentato, ma c'è il fallo in attacco. Incredibile giocata difensiva qui da parte di Fabio Villani. Sì, questa è una giocata, chiamiamola una giocata di esperienza, perché non so quanto potesse essere il fallo di Nanni, piuttosto che Villani sia andato sotto Nanni, questo sarebbe tutto da rivedere. Una giocata veramente di esperienza. Adesso piuttosto mi è sembrato che Putignano abbia preso le misure a Villani. Vediamo nel proseguo della gara se la mia sensazione è giusta. Mi sembra che Villani è costretto a difendere davanti a Putignano e quindi lascia sguarnita completamente tutta l'area vicino al canestro. Intanto un canestro a 3 punti veramente importante in questa fase della partita da parte di Nicola Elia. Nicola Elia a segno con il canestro del 44-41 sustento, +3 per la formazione sestese. Prova a rispondere Andrea Spampinato, qui è fallosa la difesa di Mirko Pilo che spedisce in lunetta. Dunque Andrea Spampinato, 1-14 al termine del terzo quarto di gioco. Quello commesso in precedenza, intanto lo dobbiamo ricordare, era il quarto fallo anche da parte di Federico Nanni, che è tornato in panchina. Coach Roberto Fioretto è stato costretto a rispedire sul parquet Maurizio Pedrazzini, che invece di falli ne ha 2 a carico, se non ricordo male.
Intanto canestro col primo libero per Andrea Spampinato, ancora una chance per lui, -1 Esperia, 43-44 ora il punteggio. Nicola Elia ha servito Fabio Villani, ancora Fabio Villani che si arresta e torna in punta da Nicola Elia. Ora difesa a zona, coach, se non ho visto male, per l'Esperia. Difesa a zona 2-3 dell'Esperia che sta dando qualche frutto. Elia dalla lunga distanza, ancora Nicola Elia, più 4 su Stentu, 47-43, qui fallo in attacco di Spampinato che va a protestare. 48 secondi al termine del terzo quarto, tripla di Elia, è la seconda in fila, fallo in attacco di Spampinato, Inezia ora totalmente nelle mani del Sustento. Sì, adesso penso che l'Esperia cambi difesa, perché se si accende Elia e comincia a segnare dalla lunga distanza, per l'Esperia sono dolori. Adesso infatti sono passati, come vediamo, a uomo. Torna a uomo dopo questa velocissima esperienza di zona 2-3 l'Esperia, rimessa dal lato in favore dei Pirati. Ora con Fabio Villani che ha rimesso in gioco in direzione di Nicola Elia, 42 secondi al termine del terzo quarto. Nicola Elia fronteggiato da Matteo Salone, ancora palla in mezzo alle gambe per Nicola Elia, poi fuori per Luigi Cabriolu che fa circolare all'indirizzo di Mirko Pilo. Ora Mirko Pilo che usufruisce del blocco portatogli da Edoardo Melis, arresto e tiro di Mirko Pilo, difficilissimo, cadendo all'indietro. Anche qui giocata tipica di Mirko Pilo. Sì, giocata tipica di Mirko Pilo. E poi vorrei osservare che effettivamente la forza del Sustento è la forza del gruppo. Qui ha giocato Melis, ha giocato Cabriolu, è entrato, insomma, chiunque prenda parte alla gara si inserisce perfettamente in un contesto che è veramente un contesto di squadra. Mi piace molto questo, veramente mi piace molto. Finisce intanto il terzo quarto al Palamellano di Sestu, più 6 su Stentu, 49-43 il punteggio. Ultimi 10 minuti, scusate, della finalissima gara 3 del campionato di Serie C Silver. Sustento Sesto, Esperia Cagliari, più 6 per i Pirati dopo i primi 30 minuti di gioco. Qui fallo di Luigi Cabriolu che è sul parquet per il Sustento assieme a Mirko Pilo, Fabio Villani, Nicola Elia, Edoardo Melis e Fabio Villani. Dall'altra parte per l'Esperia ci sono Francesco Musiu, Matteo Salone, Maurizio Pedrazzini, Jonathan Putignano e Andrea Spampinato. Francesco Musiu in mezzo alle gambe, intanto il blocco di Putignano, ancora Musiu che riesce a servire proprio Putignano, tanto spazio da 3 e non perdona Jonathan Putignano che è anche, come ben sappiamo, giocatore esterno. Assolutamente sì. E qui il Sustento deve stare attenta, non possono lasciare 2 metri a Putignano, è una follia. Adesso vediamo. Curioso come il Sustento riesca a giocare bene nonostante l'assenza di Graviano, e intanto Elia mette la terza o quarta tripla di fila. Terza tripla di fila da parte di Nicola Elia che si sta prendendo la scena, prova a rispondere, lo fa da campione Maurizio Pedrazzini. 46 anni, veramente un esempio per tutti i ragazzi giovani che vogliono giocare a pallacanestro, un esempio di serietà, di impegno, e veramente io non ho parole per poterlo descrivere. Intanto commette fallo, però questo è quello che è costretto a fare quando difende contro uno che fisicamente lo sovrasta. 52 Sustento, 49 Esperia, 8 minuti e 46 secondi al termine del match. Rimessa dal fondo per i Pirati, Fabio Villani subito sotto per Mirko Pilo che cerca il layup, non trova il canestro, dovrà accontentarsi di 2 liberi l'ex giocatore del Sant'Orsola Sassari, spedito in lunetta dunque dal fallo della difesa. Coach Roberto Fioretto dà un'occhiata alla sua panchina, poi discute con il suo vice Carlo Bonu, chiama a rapporto Matteo Salone. Evidentemente c'è bisogno di discutere su qualche soluzione
difensiva a colloquio con Mauro Graviano, anche capitan Fabio Villani. Primo libero a segno da parte di Mirko Pilo, che ripristina dunque il +4 in favore del Sustentu. 53-49 ora il punteggio. Gioco intanto fermo perché Francesco Musiu si deve allacciare una scarpa. Pausa della partita, allora chiamato anche dal fischio arbitrale, richiamato in campo ora Francesco Vaccargiu, che prende il posto di Musiu. Directasport.it, lo ricordiamo, in sinergia come sempre con sardegnasport.com a offrirvi il campionato di Serie C Silver. Mirko Pilo 2-2 dalla lunetta e allora sale a 5 lunghezze il margine di vantaggio in favore del Sustentu Sesto. 54-49 il punteggio. Vaccargiu in punta per Pedrazzini, gran penetrazione qui da parte di Pedrazzini, che però sbaglia l'appoggio che sembrava comodo da sotto canestro. È già ripartito Nicola Elia, accoppiato con Salone. Sale Mirko Pilo, che però non riceve. Ancora Nicola Elia contro Salone, vuole sfidarlo dal palleggio. Nicola Elia, palla in mezzo alle gambe, ancora Nicola Elia, tiene Salone, anzi no, perché va a commettere il fallo di Salone. Ad avviso di Pedrazzini era regolare lo scivolamento difensivo. No, qui si vedono tutti gli anni di esperienza, gli anni di differenza fra l'uno e l'altro. È andato a cercarsi il fallo Nicola Elia e l'ha trovato giustamente. Io piuttosto vorrei fare un plauso all'Esperia, che dopo la conduzione, dopo il cambio ai vertici societari, in pochi anni comunque va da questa gara, è riuscita a riportare un grandissimo interesse intorno alla società. Sono veramente contento per loro, hanno fatto della loro palestra una bomboniera, hanno ristrutturato le piscine, adesso sono qui in questa finale, è veramente un'occasione unica per poterli ringraziare, perché ci vorrebbero più persone che si dedicano come questi, che sono sia da parte dell'Accademia che da parte dell'Esperia, che si dedicano così allo sport. Vorrei ricordare che sono tutti professionisti che sono prestati allo sport, cioè nessuno qui guadagna dalla pallacanestro. Vedere una palestra stracolma così come era l'Esperia mi fa veramente bene. Rendiamo anche allora il giusto merito a Giovanni Zucca, presidente dell'Esperia, ma a tutto il nuovo corso esperino, che ha ridato lustro a una realtà storica, prestigiosa della pallacanestro, ma in generale di tutto lo sport sardo. Intanto attacca il Sustentu, torniamo in cronaca diretta con l'uscita dei blocchi da parte di Mirko Pilo, arresto e tiro da parte di Mirko Pilo, che alza la parabola e va a segno con il canestro del +7 Sustentu. Se non sbaglio questo è il massimo vantaggio della partita in favore dei Pirati. 58-51 il punteggio. Qui Vaccargiu dal palleggio, va dentro, ricezione profonda di Maurizio Pedrazzini. Qui voleva un'infrazione di passi Nicola Elia, arriva invece il fallo di Edoardo Melis. Io concordo con Elia, a me è sembrata infrazione di passi, non so, sicuramente Melis si è spostato lateralmente e questo ha indotto l'arbitro a fischiare, però non so se precedentemente ci fosse un'infrazione di passi. Terzo fallo da parte di Edoardo Melis, vedremo se si alzerà dalla panchina nelle prossime battute Mauro Passaretti. Secondo libero assegno intanto per Maurizio Pedrazzini. 53-58 il punteggio, 7 minuti e 8 secondi al termine del match. Riceve Cabriolu, che sta trovando tanti minuti, non era entrato, lo ricordiamo, nel corso di gara 2. Intanto iniziativa di Fabio Villani, fuori per Edoardo Melis, che trova lo spazio per il tiro dalla media, pallone sputato dal ferro. Qui molto sfortunato Edoardo Melis, è già ripartita intanto l'Esperia con Andrea Spampinato. Qui viene sanzionata la difesa di Mirko Pilo, aveva rischiato però Spampinato, non so se sei d'accordo con me, usando un po' il braccio esterno. Sì, però se non lo allunga è un braccio a protezione della palla,
il gesto tecnico che porta al fallo è quando si allunga il braccio, non mi è sembrato che abbia allungato il braccio. Quarto fallo da parte di Mirko Pilo, che deve uscire da questa partita e torna in campo Gianmarco Fois, salutato da una sorta di boato del Palamellano. Torna in campo anche Mauro Graviano, esce pure Luigi Cabriolu nelle fila del Sustentus. 6 minuti e 49 al termine del match, 58 per il Sustentus Estu, 53 invece per l'Esperia. Riceve in uscita dai blocchi Francesco Vaccargiu, arriva il blocco di Putignano, ancora Vaccargiu, controllato però da Villani che va a caccia del pallone, difesa asfissiante da parte di Fabio Villani, trovato Pedrazzini da 3 punti, che canestro ancora da parte di Maurizio Pedrazzini da 2 punti intanto, e comunque -3 Esperia che rimane sempre lì agganciata alla partita. Questa è una partita che andrà a decidersi negli ultimi secondi se non succede qualcosa di eclatante nel frattempo. Intanto un bellissimo canestro di Villani in penetrazione e vediamo l'Esperia come riuscirà a reagire. Intanto un pick and roll di Pedrazzini con Vaccargiu che commette infatti uno sfondamento, un gol di sfondamento. Qui Graviano va a prendersi lo sfondamento, fallo di Vaccargiu, più 5 Sustentu, 60-55 il punteggio fino a questo momento. Interruzione intanto nel gioco, time out in campo, piccola pausa per noi. Riprende il gioco al Palamellano di Sesto, più 5 Sustentus, 60-55 il punteggio, 5 minuti e 55 al termine del match. Riceve Mirko Pilo, lo scarico sotto per Edoardo Melis che fa saltare Pedrazzini, sbaglia però l'appoggio da sotto, c'era forse anche un tocco sul braccio di Edoardo Melis, fa tutto da solo, dall'altra parte Pedrazzini che sbaglia dalla lunga distanza e chiede subito scusa ai compagni. Sì. Ma queste sono azioni che se vanno caricano tutta la squadra, purtroppo gli è andata così. Intanto butta la palla Graviano, questo è un brutto errore di Graviano. Musiu dal palleggio, ne vuole approfittare l'Esperia allora con Maurizio Pedrazzini, accoppiato con Graviano, difende molto bene però in questo caso il Sustentu, ostruita la via per Pedrazzini che sembra in questo momento soffrire un po' la stanchezza e comprensibilmente magari anche il suo infortunio al polpaccio. Intanto sbaglia Edoardo Melis che cerca lo spazio per un'altra conclusione. Le proteste veementi da parte di Putignano, si è finiti a terra abbracciati praticamente Pedrazzini e Edoardo Melis. Difficile pensare che non ci fosse un fallo da fischiare da qualche parte in quella situazione. Ma io ho avuto la sensazione che Pedrazzini agganciasse il braccio di Melis, cosa probabilmente non vista dall'arbitro che secondo me era coperto. Vediamo. L'unica spiegazione possibile probabilmente è quella. Intanto attacca ora il Sustentu, palla in angolo per Edoardo Melis che voleva magari che Villani gli andasse un po' incontro a ricevere questo pallone sporcato da parte della difesa. Sustentu ancora in attacco, 7 secondi soltanto per il tiro, Villani a rimettere in gioco, riceve Mirko Pilo, la pressione da parte di Salone, Mirko Pilo dalla lunga distanza, il cross da parte della guardia sassarese, ha già recuperato l'Esperia con Mirko Pilo che però fa a rubare palla a Putignano, contropiede per il capitano del Sustentu Fabio Villani, sulla pressione di Salone rischia di perdere la sfera, l'ultimo tocco è proprio di Matteo Salone, potrà comunque rimanere in attacco il Sustentu, qui Mirko Pilo a rimediare direi in maniera ottima un suo stesso errore. Sì. Giocatore caparbio Pilo, non si arrende mai, anche lui ha giocato qualche partita non al meglio delle sue condizioni fisiche, ha ripreso da poco dopo un infortunio al muscolare credo. Non va a buon fine intanto l'iniziativa di Edoardo Melis e dunque si riparte con l'Esperia in zona offensiva. Francesco Musiu, playmaker Granata, a chiamare lo schema, il blocco di Pedrazzini
il pallone in punta poi per Putignano, Salone ora all'indirizzo ancora di Putignano, un pizzico forse in ritardo, Fabio Villani che va a spendere il fallo sull'ex compagno e amico Jonathan Putignano. Vedremo quello che sarà il numero dei falli, il conto dei falli di Fabio Villani, solamente il secondo fallo da parte del capitano del Sustentus, sempre 60-55, si segna pochissimo nel corso di questo secondo tempo, 4:15 per chiudere il match. Jonathan Putignano invitato in lunetta, segna il primo libero a Corcio, allora sul -4 l'Esperia, 56-60 ora il punteggio, 2-2 per Jonathan Putignano, ora -3 per i Granata. Chiamato lo schema intanto anche da parte di Mauro Graviano, il pallone per Gianmarco Fois che restituisce la sfera al suo playmaker, sale e riceve Mirko Pilo che ha un cambio difensivo probabilmente vantaggioso con Pedrazzini, decide di non affondare il corpo Pilo, Graviano va sotto per cercare uno scarico all'indirizzo di Edoardo Melis, il pallone deviato da parte della difesa, intanto torna in campo Nicola Elia, esce Gianmarco Fois. Siamo arrivati alle fasi decisive della partita, allora in campo non può mancare Nicola Elia. Assolutamente, non può mancare Nicola Elia. Adesso vediamo in quale posizione giocherà Nicola Elia, perché in questo momento sono 4 piccoli e un lungo, se chi giocherà da 4, chi giocherà da 3, vediamo un po'. Qui si allacciano ancora Musiu e Graviano, come è stato sempre nel corso di questa serie, l'anno passato praticamente abbracciati, questa serie Graviano e Musiu anche qui sono finiti a terra assieme. Il fallo che è stato comminato a Francesco Musiu, terzo personale della sua partita, e Graviano allora invitato in lunetta. Entrambe le squadre sono in bonus abbastanza presto perché mancano ancora 3 minuti e 55 al termine del match. Sì, sono in bonus da poco. Io osservavo che tra Graviano e Musiu è veramente una lotta tra titani, nessuno dei due è disposto ad arrendersi, nessuno dei due è disposto a cedere un millimetro. 2-2 importante dalla lunetta intanto da parte di Mauro Graviano che spinge nuovamente l'Accademia sul +5, 62-57, prova a rispondere Maurizio Pedrazzini, accoppiato con Edoardo Meris, tiro dalla lunga di Pedrazzini, solo secondo ferro però per il capitano dell'Esperia, recupera il pallone Mauro Graviano che serve Fabio Villani, va a spalle a canestro da Edoardo Meris che rischia di perdere il pallone, recupera in qualche modo Villani che deve ragionare, mancano ancora 10 secondi per il tiro del Sustentus, Villani con tanto spazio a segno e il cuore del capitano a spingere il Sustentus ora al massimo vantaggio sul +8, ancora Fabio Villani ci ha messo lo zampino. Sì, Fabio Villani è stato provvidenziale in questa azione e intanto vediamo l'Esperia che gioca, vedete, con Putignano che va a giocare spalle a canestro contro Villani, che ha ragione di Putignano perché Putignano commette infrazione di passi in questa circostanza. Contatti tra Putignano e Villani, voleva un fallo, Jonathan Putignano non viene accontentato, c'è l'infrazione di passi e allora palla persa dall'Esperia, intanto esce Pedrazzini, torna in campo Nanni con 4 falli, 2:55 al termine del match, sempre +8 Accademia, 65-57 il punteggio. Mauro Graviano attende l'uscita di Fabio Villani che è in ritmo da 3 punti, Fabio Villani prima ferro però stavolta rimbalzo di Spampinato che va dal suo playmaker Francesco Musiu, è pronto Nanni per il blocco, si va invece ancora col solito accoppiamento tra Putignano e Villani, palla che circola bene ora nell'attacco dell'Esperia, messo in ritmo Spampinato che sbaglia, poi torna fuori, perde il pallone, lo recupera Mirko Pilo che decide di non affondare il colpo. Intanto in precedenza Nicola Elia protestava perché voleva forse un fallo in attacco. No, più che altro Nicola Elia protestava perché prima per un'azione plateale gli arbitri hanno sanzionato un fallo tecnico a Graviano e ora invece per Spampinato non c'è stato lo stesso trattamento. Queste sono
le questioni di metro di giudizio, anche queste sono questioni di metro di giudizio a cui accennavo prima. Se prima Graviano ha subito un fallo tecnico perché giustamente, perché ha protestato platealmente, adesso per giustizia doveva essere lo stesso da parte per Spampinato, e l'arbitro non può dire che non ha visto, era a 2 metri. Intanto, insomma, durante questa valutazione da parte del coach Marco Magro è successo di tutto al Palamellano, perché Nicola Elia ha mandato a segno un'altra tripla, la tripla del più 11, 68 a 57, è diventato una bolgia il Palamellano a 2 minuti e 2 secondi dal termine. Il Sustentu sta allungando le mani sul titolo di campione regionale. L'urlo in panchina da parte dei Pirati, tornano sul parquet un po' affranti comprensibilmente i giocatori dell'Esperia. Nicola Elia è salito in cattedra davvero nel secondo tempo, 4 triple a segno, una più importante dell'altra, a spingere il Sustentu ora sul più 11, 68 a 57, ci prova ora con l'orgoglio, ne ha da vendere l'Esperia che si affida a Francesco Musiu, vuole il pallone Putignano, si va da Nanni, ora riceve, riesce nella ricezione Jonathan Putignano, il fischio che però arriva lontano dalla palla. Fabio Villani va a spendere il fallo su Andrea Spampinato, terzo fallo della partita per il capitano del Sustentu Fabio Villani, e Andrea Spampinato invitato in lunetta. Sì, terzo fallo di Villani, una buona occasione per l'Esperia per riportarsi al di sotto della doppia cifra. È ancora lunga la partita, manca 1,47, sono 11 punti di vantaggio, niente ancora deciso, è una partita aperta e adesso il finale sembra più interessante dell'ultimo, di tutto il terzo e quarto. Vediamo un po' come affronteranno le due squadre quest'ultima fase della partita. Comunque vada, mi sento di dire che queste due squadre hanno veramente onorato questa serie al meglio. Assolutamente sì. Allora ricordiamo un dato importante, insomma, per tutti gli appassionati che ci stanno seguendo: la vincente di questa partita andrà ovviamente come la perdente la fase nazionale, la vincente andrà nel girone A assieme a Toscana 1, Marche 2 e Liguria 1, la perdente invece andrà nel girone B con Toscana 2, Marche 1 e Umbria 1. Si parte il 1° maggio e le prime classificate dei gironi andranno direttamente in Serie B, le seconde invece saranno protagoniste di un ulteriore spareggio per la promozione appunto nel campionato cadetto. Intanto Salone dalla lunga distanza, stavolta non trova la giusta misura, Nicola Elia riesce a controllare il rimbalzo, 1 minuto e 13 al termine, finisce per terra Musiu, Graviano è già dall'altra parte, intanto Pedrazzini è pronto a tornare sul parquet per l'Esperia, cerca il pallone Salone, non lo trova, ora si va da Edoardo Melis, gira molto bene sul perno, non trova l'appoggio vincente, ha recuperato Musiu per l'Esperia. Siamo entrati nel corso dell'ultimo minuto del match, -9 per l'Esperia, ora Putignano, arresto e tiro da 3 punti a segno, Putignano per regalare ossigeno all'Esperia. 62 a 68, dovrebbe venire aggiornato a momenti il punteggio, anzi 61 a 68, -7 Esperia, anzi ecco, ci ha tratto in inganno il punteggio al tabellone che viene aggiornato solo in questo momento, 68 a 62, -6 Esperia che non si vuole arrendere, 46 secondi al termine e time out in campo. Esaurito il time out, si torna in campo, Spampinato va subito a commettere il fallo su Mauro Graviano, 44 secondi al termine, ci saranno tiri liberi per Mauro Graviano che avrà l'occasione dunque per allungare il margine di vantaggio che ora è di 6 lunghezze, lo ricordiamo, in favore del Sustentu Sestu, 68 a 62, Graviano segna
il primo tiro a cronometro fermo. Più 7 ora per i Pirati. Ancora Graviano. 1 su 2 per Graviano, rimbalzo di Putignano. Musiu ora cercherà un tiro velocissimo da 3 punti, presumibilmente l'Esperia. Musiu, il blocco di Putignano. Putignano deve prendersi questo tiro, lo manda a segno. Mamma mia che canestro di Jonathan Putignano. 65 a 69. Ora il punteggio dovrebbe essere così. Marco Magro, anzi 64 a 69. Vediamo se verrà corretto nuovamente il punteggio, rimane così. E allora 64 a 69 il punteggio. Ti chiedo un commento in precedenza su quel canestro di Jonathan Putignano con la mano in faccia, cadendo all'indietro, era praticamente nella panchina del sustento, ha pescato un altro gol. Sì, da Putignano c'è da aspettarsene queste cose. È un giocatore che non si scopre certamente oggi. Si è preso la squadra sulle spalle, forse un po' troppo tardi. Oggi purtroppo è mancato Petrazzini, ma credo abbia problemi fisici, perché non si spiega diversamente. 70 a 64, ultimi 25 secondi, ancora Putignano, ancora da 3 punti, stavolta solo primo ferro, rimbalzo di Mirko Pilo. Petrazzini va subito a spendere il fallo, 20 secondi e allora più 6 su Stentu, che ora vede lo striscione del traguardo. Si inizia a saltare al Palamellano. La coppa che vedete a bordo campo pende sempre più dalle parti del Sustentu. Time out in campo, lo ha chiamato coach Roberto Fioretto e pausa per noi. 20 secondi al termine, Mirko Pilo è in lunetta. Sbaglia però la prima conclusione a cronometro fermo, ha bisogno di punti dalla lunetta e il Sustentu per sigillare una volta per tutte questo successo. Mirko Pilo, ancora una chance per lui, 0 su 2, inusuale per Mirko Pilo. E allora l'Esperia ci vuole credere ancora con Jonathan Putignano che libera un'autostrada per il tiro di Putignano. Sbagliato il tiro da parte dell'ex giocatore dell'Olimpia Cagliari, fallo poi speso per mandare in lunetta Nicola Elia a 10 secondi dal termine, sempre più 6 su Stentu. E allora se Nicola Elia terrà ferma la mano dalla lunetta, direi Marco ci possiamo sbilanciare, è praticamente fatta. Beh, praticamente fatta non ancora. Se fa un punto su 2 opportunità penso di sì, perché sono più di 2 possessi. Adesso sono 2 possessi, in 10 secondi è possibile fare più di 6 punti. Sempre cauto coach Marco Magro. Nicola Elia è pronto in lunetta, intanto ripetiamo 70 per il Sustentu, 64 per l'Esperia, 10 secondi al termine e Nicola Elia in lunetta, mattatore nel corso del secondo tempo con tante triple davvero vitali per il Sustentu. A segno col primo libero e allora gli applausi del Palamellano. Dicevamo traguardo, ormai a un passo, è pronto a entrare Davide Melis, 2 su 2 per Nicola Elia, 72 a 64. Può iniziare la festa al Palamellano. Ultimi 10 secondi di questa sfida che è stata bellissima, intensa, protagoniste, 2 squadre bellissime che si sono date battaglia con grande lealtà sportiva. Ci hanno mostrato 3 partite davvero importanti, non sempre dal punto di vista dello spettacolo, ma 3 battaglie leali dal punto di vista agonistico. Insomma, abbiamo visto pallacanestro di alto livello. Sì, agonisticamente sicuramente sì. Mi sento di fare veramente i complimenti all'Accademia, che quest'anno è stata prima in classifica dalla prima all'ultima giornata. Meritano tutti questi ragazzi, coach Sassaro, coach Massa, i dirigenti meritano questo risultato, perché hanno lavorato nel corso di tutto l'anno nonostante gli infortuni, i problemi che ci sono stati nel corso dell'anno, ma sempre guardando la classifica dall'alto. È la festa dei Pirati che si apprestano dunque a laurearsi campioni regionali. Stoppato Musiu, ci prova ancora dalla lunga
ancora una tripla per l'Esperia e Villani che va a ricevere, c'è il fallo speso da Musiu, meno 5 Esperia. Intanto ha pescato un altro jolly Musiu, che ha iniziato questa partita trovando tanti canestri dalla lunga distanza, l'ha voluta finire allo stesso modo e allora toccherà probabilmente a Fabio Villani mettere la parola fine su questa serie. 3 secondi al termine, più 5 Sustentu, anzi più 6, aggiornato ora il punteggio perché era da 2 punti il tiro di Musiu, 72-66 il punteggio, con Fabio Villani che sbaglia il primo tiro con questo pallone che ha danzato sul ferro per qualche istante. Ancora Fabio Villani, stavolta a segno, 73-66, lancio lungo a cercare Spampinato, anticipo di Pilo, ancora 1 secondo e 8 da giocare, questa partita che non ne vuole sapere di finire. Spampinato andrà a rimettere e Putignano che non vuole prendersi l'ultimo tiro, finisce qui il Sustentu Sestu, vince il campionato di Serie C Silver 2015-2016, battuta all'Esperia in una bellissima gara 3, 73-66 il punteggio finale e il momento della festa meritata per i Pirati che hanno condotto dalla prima all'ultima giornata questo torneo, hanno condotto i playoff anche da protagonisti, vincendo il primo turno contro l'Elmas, il secondo turno contro il Sinai, sono arrivati qui a giocarsela contro una grande Esperia e sono riusciti a strappare il successo in gara 3. Marco Magro, rendiamo onore però anche agli sconfitti, l'Esperia merita abbondantemente gli onori, tutti gli onori del caso. Sì, assolutamente, veramente una bella squadra, un bel gruppo di ragazzi che hanno avuto anche loro tante difficoltà nel corso dell'anno, veramente bravi. Poi oggi mi è piaciuto il fatto che non si sono mai arresi se non a 1 secondo e mezzo dalla fine. Abbiamo visto una gara combattuta, leale, sempre nei limiti della sportività. Bravi veramente, sono orgoglioso di essere stato qui. Ora cambio microfono e poi andiamo a vivere direttamente dal parquet la festa dei Pirati. Arrivederci. Intanto con il nostro Alberto Tosini andiamo a raccogliere le immagini bellissime della festa del Sustentu, Nicola Elia proprio sotto la nostra postazione. E ora la festa si è spostata a fondo campo. Verrà consegnato anche il trofeo tra poco dal presidente del comitato FIP Bruno Perra. Stiamo alla premiazione dunque della squadra campione, di quella vice campione regionale. Il premio consegnato all'Esperia viene ricevuto dal capitano Maurizio Pedrazzini. Speaker d'eccezione, un altro componente dello staff dirigenziale del Sustentu Sestu, ovvero Riccardo
Fiorelli. Ora va a ricevere il premio il coach campione regionale 2015-2016, serata speciale anche per lui, coach Marco Sassaro. E ora Fabio Villani va ad alzare il trofeo, il Sustentus Est è campione del campionato di Serie C Silver. È stata una cavalcata bellissima quella dei Pirati nel corso di tutta questa annata, cavalcata iniziata in estate con i primi raduni, i primi allenamenti, e poi il campionato che è iniziato a ottobre, che non vedeva il Sustentus tra i protagonisti annunciati nel campionato. I Pirati sono stati bravi poi mano a mano in corso d'opera a dimostrare tutto il loro valore. Io non mi posso allontanare più di tanto dalla mia postazione, per cui spero che coach Marco Sassaro possa venire a raggiungermi in postazione. Prima giustamente va a fare la foto di rito con i suoi ragazzi, dopodiché sarà disponibile ai nostri microfoni coach Marco Sassaro, Sustentus Estu, campione regionale 2015-2016. Abbiamo sentito già Nicola Elia. E tra poco anche il coach l'applauso verso il pubblico che nel corso di tutta la stagione ha sostenuto numerosissimo il Sustentus. Io attendo ancora l'arrivo di coach Marco Sassaro. La mia mobilità è limitata purtroppo dal fatto di non poter disporre di un microfono senza fili quest'oggi, per cui non mi posso spostare a piacimento come era stato nelle scorse settimane. Spero che Marco Sassaro abbia capito che lo sto cercando, e arriva infatti finalmente in questo momento ai nostri microfoni coach Marco Sassaro, accompagnato dal figlio coach, che va a salutare il padre di Nicola Elia. Giustamente poi sarà disponibile ai nostri microfoni coach Marco Sassaro, il coach campione regionale 2015-2016. Io ti concedo il microfono e ti lascio dire tutto quello che ti passa per la testa in questo momento. La prima cosa, complimenti a coach Fionetto e all'Espedia, perché credo che abbiamo dato veramente a tutta questa gente che è venuta a vedere questa serie di partite, abbiamo dato uno spettacolo divertente, uno spettacolo corretto, non è sempre così. Quindi a parte che, oltre a ringraziare, l'augurio è quello di poter disputare una seconda fase da protagonisti per noi e per loro, e questo è il primo pensiero. La seconda cosa, non lo so, è che penso che sia un bellissimo film questo, perché tornare dopo un anno a casa e riuscire a vincere un campionato, cioè la sceneggiatura magari non sarà originalissima, però per me ha un grandissimo significato. Quindi un grazie a tutta la società che mi ha proposto di tornare ad allenare qui, e grazie anche a me, perché devo dire che non ho avuto dubbi, sapendo che tornando a casa facevo la scelta migliore. Detto questo, è un bellissimo film dove gli attori sono assolutamente questi giocatori che oggi hanno dato vita a una partita secondo me entusiasmante, ma in questa sceneggiatura, in questo premio che prendiamo oggi, credo sia soltanto il Golden Globe per il film. Adesso abbiamo 2 settimane per preparare, abbiamo una nomination all'Oscar nella seconda fase, e è un sogno, vorrei che questa società, che ha veramente un grande spessore, andasse in un campionato nazionale. Ci impegneremo al massimo per farlo. Questo è il pensiero, perché durante l'anno, mentre andavo avanti
appunto scena dopo scena all'annata, pensavo a questo momento. Intanto con il nostro Alberto Tosini andiamo a riprendere anche il taglio della retina, dicevi coach. No, cioè, l'ho pensato, l'ho sperato, forse l'ho desiderato in un anno lontano da Sesto. Adesso ringraziamenti ne ho veramente, cioè, sarebbero infiniti, detti quelli più importanti. Ci sono, non lo so, abbiamo fatto un lavoro di squadra buonissimo, dietro questa squadra ci sono un sacco di persone che hanno lavorato per noi. Non lo so, mi viene in mente la schiettezza di Gianni Irde quando abbiamo chiacchierato prima di riniziare, mi viene in mente tutte le volte che ho mandato Pietro Moschetti a riprendere partite, mi viene in mente Gigi Vascellari che ci ha dato una mano a un sacco di allenamenti, Fabrizio Solo che ci ha dato sempre entusiasmo riproponendoci. Porca miseria, è che sono solo i Golden Globe, magari il foglietto con tutti i nomi me lo preparo se dovessimo andare a ritirare l'Oscar. È un sogno, è un bellissimo sogno, non so, troveremo veramente una realtà ben differente, però stasera mi godo questo momento perché in questo momento mi sento veramente tornato realmente alla panchina, all'allenare, a questa società, cioè un aneddoto che magari importa a pochi ma a me importa. Quando quest'estate parlo con i miei figli e dico che ci sono 3, 4, 5 possibilità, mi ha chiamato Tizio, mi ha chiamato Caio, mio figlio grande mi guarda e mi dice pa, ok, tanto lo sappiamo che torni a Sesto perché tu tieni a quello. Detto questo, stasera mi godo Sesto e questo risultato che è, ripeto, è, come avevamo detto con i ragazzi, è un antipasto. Adesso arrivano le portate veramente, le portate più consistenti, più appetitose, le più difficili da digerire anche. Grazie mille a coach Marco Sassaro, ti rinnovo i miei complimenti, io l'ho vissuta in parte anche dall'interno infatti un ringraziamento mio e di tutta la squadra e anche a chi pur mantenendo professionalità ha fatto il tifo per questa squadra. Grazie ancora a coach Marco Sassaro e lo lascio andare a raggiungere di nuovo i suoi ragazzi. Dicevo, ho vissuto insomma anche da una postazione abbastanza privilegiata la festa del Sustentu, so cosa c'è dietro, quanto ci hanno ottenuto la dirigenza e i ragazzi. Ci piacerebbe avere qualcuno anche della formazione dell'Esperia ai nostri microfoni. Vediamo se coach Roberto Fioretto è disponibile, con grande gentilezza ci raggiunge ai nostri microfoni, nonostante l'umore non sia dei migliori. Coach Roberto Fioretto, intanto complimenti perché i tuoi ragazzi anche quest'oggi si sono battuti davvero alla grande. È arrivata una sconfitta, adesso si inizia da capo, Sardegna 2, non cambia forse tantissimo dal punto di vista della composizione dei gironi, c'è da recuperare il morale che però immagino sia comunque alto. No, certo, arrivare ai primi o secondi non siamo neanche consapevoli di cosa significhi, perché in effetti oltretutto non sappiamo neanche le squadre, a parte 2 che sono già certe, gli altri giocavano stasera e stasera quindi sapremo esattamente chi dobbiamo affrontare. E certo che adesso non siamo contenti perché la partita la volevamo vincere, però onore all'Accademia perché hanno fatto una bellissima partita, hanno trovato giocate da giocatori di categoria superiore nei momenti decisivi della partita, quindi Coach Marco Sassaro, prima ancora di parlare della vittoria, ha tenuto a nominarti, a farti i complimenti per quella che è stata una bellissima serie per tutti gli appassionati. No, non posso che ricambiare, ma con Marco siamo sentiti, anche se non direttamente per messaggi, e la stima è assolutamente reciproca, come ho detto a lui, per me aver giocato contro di loro è stato un onore, soprattutto per la squadra che hanno e per chi la allena, perché è veramente una persona che stimo tantissimo. Due parole anche sulla società, l'Esperia una volta di più ha dimostrato la bontà del suo nuovo corso, ha dimostrato anche di avere dei giovani molto interessanti da poter lanciare in prima squadra. Comunque vada, sarà una stagione più che positiva anche per voi. No, questo è indubbio, no? Siamo contentissimi comunque di quello che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, non pensavamo di arrivare sino a questo punto, è vero che poi
le cose in corso d'opera sono cambiate, abbiamo cambiato giocatori, molti sono andati via, li abbiamo dovuti sostituire, ragazzi che hanno iniziato non hanno finito, però comunque abbiamo avuto sempre una linfa pazzesca dalla nostra società, una grande fiducia, veramente siamo stati trascinati a questo punto e la cosa che ci dispiace di più è proprio non aver ripagato sino in fondo la fiducia, il sacrificio che hanno fatto quest'anno, però c'è ancora questa fase nazionale e speriamo di rifarlo in questo momento che sarebbe forse anche meglio insomma. Grazie mille coach Roberto Fioretto. E dunque vediamo se c'è Mauro Graviano alle nostre spalle, sta parlando con qualcuno a casa, con la fidanzata. Allora andiamo ad accontentare la tua fidanzata che ti sta guardando in diretta su Directa Sport e su Sardegna Sport. Ho lasciato il microfono libero a tutti per i ringraziamenti di tutto quello che ti passa per la testa in questo momento. È stata una stagione lunga, estenuante, probabilmente all'inizio non eravate neanche così tanto favoriti come vi hanno dipinti a un certo punto della stagione. Alla fine insomma questo successo ripaga di tutti i sacrifici. A inizio campionato sembrava avessimo già vinto, poi abbiamo visto le squadre sono cresciute, sono migliorate, si sono rinforzate, abbiamo dato vita a un ottimo playoff, soprattutto le semifinali a un livello elevatissimo secondo me, ancora di più la finale contro un'Esperia davvero rinforzata, davvero buona. Ringraziamenti, sarò ripetitivo come tutti, però ringrazio tutti i compagni perché sono stati bravissimi tutti oggi con le difficoltà, contro qualche fischio un po' così, siamo stati bravissimi tutti, ci siamo chiusi e abbiamo strappato via una vittoria alla fine, finalmente non di due, non dopo un supplementare, non rimonta, una vittoria un po' più tranquilla forse. E poi consentimi un altro ringraziamento ai tifosi in trasferta come la Promogest che ci ha seguiti sia in casa che quando era in trasferta, sempre grazie a voi in diretta streaming. Un ringraziamento a tutti i tifosi che sono stati sempre con noi all'Esperia, come a Sassari, come a Olbia, ci hanno sempre seguito, sono sempre stati fantastici. Grazie mille Mauro. E allora direi che possiamo andare a chiudere questa lunghissima diretta dal Palamellano di Sesto. Vi ricordo che il Sustentu Sesto è campione regionale 2015-2016, battuta nella bella l'Esperia Cagliari. Tutte e due le formazioni comunque andranno a misurarsi poi nella fase nazionale che scatterà il prossimo 1° maggio. Adesso è davvero tutto, io ringrazio Alberto Tosini che ha curato le immagini e la parte tecnica relative a questa diretta e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport